Va ora in onda Calcio Parlando. Se non fosse solo una partita, ti direi che così è la vita. Cerchi un ruolo che ti vada bene, cerchi un luogo dove stare insieme. C'è un mistero nella stoffa del campione, volgere lo sguardo per far girare l'azione. Capitano, alzati, dammi la mano, se cadiamo insieme ci rialziamo. Quando scendi in campo, se ti tremano le gambe, ricorda tu chi sei, che così diventi grande. Ricorda la fatica per quel sogno in cui tu credi, che comincia dalla testa e poi arriva ai piedi. C'è un mister che richiama più attenzione, mentre l'emozione corre col pallone. Capitano, guardami, dai, giochiamo. La paura insieme la vinciamo. Buon lunedì 11 maggio, firmato dalla redazione sportiva di Radio Padania Libera. Oggi puntata di Calcio Parlando numero 480, che verrà condotta attraverso il classico primo e secondo tempo. Nella prima parte Daniela Madasi che vi parla, poi nella seconda avremo il collegamento da Torino in esterna con Alessandro Gazzer, che andrà a condurre la seconda parte di trasmissione. Oggi giorno di vacanza per Graziano Campi, dopo una full immersion del grande Graziano per alcuni mesi. Oggi le abbiamo dato una giornata di riposo, per cui questo anche per dare un po' il discorso della formazione sportiva della nostra redazione. Partiamo già con il primo collegamento. Vice direttore di calcioparlando.com e notissimo giornalista anche a tutti i vari appassionati di calcio di Radio Padania Libera, diamo il benvenuto a Luca Rolandi. Ciao Luca. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Ripartiamo dalla lettura dei giornali, quindi andiamo con te ad analizzare, Luca, quanto è successo sulle prime pagine, quanto riportato e soprattutto poi quanto è successo a livello di massima serie, Serie A e Serie B. Poi apriremo anche uno spazio breve dedicato al campionato di Lega Pro, che ha visto concludersi la stagione regolare, la cosiddetta regular season. Poi si parlerà adesso di play-off e play-out. La Gazzetta dello Sport titola Real, Raul e ora la Juve, Morata Madrid che storia, quindi si anticipa un po' la gara di Champions League di mercoledì fra Juventus e Real Madrid. La Juventus riparte dal 2-1, probabilmente Pogba tornerà titolare, vedremo come risponderà il Real Madrid. Di sicuro con il tridente Benzema in fase offensiva, poi giocheranno sugli esterni Bale e Cristiano Ronaldo. Il titolo principale della Gazzetta però: Lazio sconfitta e furiosa con l'arbitro, l'Inter salta sull'Europa, doppietta di Hernanes, i nerazzurri in 11-9 tengono il passo di Fiorentina e Samp. Poi c'è un titolo dedicato al Napoli, pare Parma 2-2, Napoli saltano i nervi. Quindi ripartiamo da qui, Luca. La lettura logicamente Champions League, però spazio all'Inter che ieri ha vinto una gara importante, probabilmente si è garantito la partecipazione all'Europa League. Per contro in casa Lazio direi tanta rabbia, soprattutto perché la formazione biancoceleste ha sprecato l'occasione di agganciare quantomeno la Roma, se non superarla, per il secondo posto che porta direttamente alla fase a gironi della Champions League, eliminando, diciamo così, la fase a play-off di fine agosto. Sì, è stata una giornata, diciamo, favorevole alle milanesi, in particolare all'Inter, che è decisamente ancora in corsa per un posto in Europa League, e qualche settimana fa, a parte Mancini che è sempre stato molto fiducioso, nessuno, anche tra i più accaniti sostenitori interisti, si dava per certo questo passaggio. Una giornata quindi favorevole, una partita rocambolesca anche quella di ieri sera all'Olimpico, però è anche vero che la Lazio da alcune settimane sta perdendo di smalto. Forse la rincorsa al secondo posto ha prosciugato un po' le energie della squadra di Pioli, e
e tutto sommato l'Inter sembrava comunque, al di là della superiorità numerica, più fresca e più in grado di poter fare un ottimo finale di stagione, quindi assicurarsi una posizione ancora forse migliore per poter accedere ad una graduatoria UEFA migliore anche rispetto alla preparazione, che sarà molto intensa e molto importante per una stagione di rilancio. Decisamente una giornata no per la Lazio, no per la Roma che ha perso col Milan come si diceva all'inizio, e anche del Napoli che dopo l'1-1 in Europa League, adesso il Napoli sarà costretto giovedì a vincere o quantomeno pareggiare con 2 o più gol in Ucraina. Questo 2-2 di Parma, con tutto lo strascico di polemiche, accuse, controaccuse di Parma, lascerà sicuramente un ambiente non molto tranquillo in vista di una partita che a questo punto diventa decisiva per la stagione del Napoli. In caso di eliminazione i processi si apriranno sulla pubblica piazza del club partenopeo. Assolutamente, dalla Gazzetta passiamo a Tutto Sport e Toro, ultima chiamata perché questa sera c'è il posticipo a Luigi Ferrari Marassi. Genoa affronta il Torino, una sfida all'insegna dell'Europa League, anche se in casa rossoblu è arrivata un po' la mazzata della mancata concessione della licenza UEFA. Poi il Genoa potrà fare, diciamo così, 2 gradi di giudizio a livello di ricorso, però visto quanto è successo l'anno scorso con il Parma, la vediamo difficile in casa genoana. Poi il titolo dedicato alla Juventus, la Juve parte con Dybala, perché Tutto Sport di fatto dà quasi per fatto l'acquisto di Dybala dal Palermo alla Juventus, anche se ne abbiamo parlato sabato. Non pensiamo che i bianconeri possano sborsare i 30 milioni di euro richiesti dal Palermo. Poi si parla di colpo Inter, Napoli stop fra i veleni, stamp boom con la bella vittoria blu cerchiata 4-1 sul campo dell'Udinese, che dovrebbe avere garantito quasi in maniera matematica, diciamo, il ritorno della Sampdoria in Europa League. Poi c'è il titolo dedicato alla Lega Pro e quindi apriamo anche lo spazio che avevamo detto in anteprima, Godi Novaras e di nuovo in Serie B, perché la regular season, dopo aver, diciamo così, visto la qualificazione anticipata della Salernitana, vincitrice del girone C, e del Teramo, vincitrice del girone B, promosse in Serie B, ha visto ieri il Novara a pari punti del Bassano, però poi passare per, diciamo così, la migliore classifica a livello di differenza rete, soprattutto di scontri diretti. Quindi il Novara ritrova la Serie B e potrebbe, diciamo così, a livello piemontese esserci un nuovo derby, considerando che la Pro Vercelli si sta garantendo la permanenza nella cadetteria. Quindi altre 2 formazioni piemontesi in Serie B. Quindi Luca, torniamo indietro di una stagione, però questa è una buona notizia, soprattutto per te che, scrivendo da Torino e collaborando anche poi per il giornale quotidiano piemontese, avete dato risalto al ritorno del Novara in cadetteria. Assolutamente sì, il Novara ritorna in Serie B dopo solo un anno. La retrocessione dello scorso anno era stata una grossa, diciamo, sconfitta, defiance del Novara Calcio, che se ricordiamo bene, dobbiamo ricordarlo perché fu un'impresa sportiva tra il 2010 e il 2012, con 2 promozioni consecutive, era passato dalla C alla A dove mancava da decenni. Novara è stato un po' l'apripista per questa rinascita del calcio piemontese, quindi è giusto che il Novara di Patron di Salvo, di una piazza che si è riconquistata nel nome di Silvio Piola e della sua grande scuola di calcio degli anni del quadrilatero, un posto nel calcio che conta. Quindi Serie B assolutamente categoria dove il Novara non può non esserci, rispetto anche a tutto quello che ha fatto negli anni il sodalizio di De Salvo. È evidente che bisognerà cercare di allestire una squadra di qualità per poter dare anche dei segnali positivi in prospettiva nei prossimi anni e rimanere comunque ai vertici di un campionato come quello di Serie B, che comunque dovrà essere la sede naturale del Novara Calcio. Concludiamo poi la rassegna stampa dei giornali italiani parlando del Corriere dello Sport. Il titolo in alto: colpo Inter, Lazio furibonda, Mancini vince 2-1 all'Olimpico, biancocelesti in 9 però accusano arbitro inadeguato, pari e veleni fra Parma e Napoli, ne avevamo già parlato. Poi a livello di mercato si parla di Dybala alla Juventus, però Toir insiste, quindi diciamo con una formazione azzurra che potrebbe essere interessata all'attaccante del Palermo, questo anche per
anticipare un po' il discorso mercato, Luca, discorso mercato che però vedrà per le sanzioni del fair play finanziario Roma-Inter comunque bloccate nella prossima stagione, o in parte bloccate. Sì, in parte saranno bloccate, sicuramente all'Inter, l'Inter che vuole fare comunque degli investimenti e comunque vuole cercare di ritornare quantomeno ai vertici del calcio nazionale, ci saranno sicuramente a mio parere delle uscite anche illustri per poter far entrare nuovi giocatori e dare a Mancini una squadra competitiva che possa aspirare a riagganciare la Champions League nella stagione 2016. È evidente che il problema delle squadre italiane rispetto alle grandissime squadre europee resta aperto. Magari, e tutti ci auguriamo come sportivi italiani, la Juventus riuscirà a compiere l'impresa, perché di impresa si tratterebbe, cioè raggiungere Berlino e la finale di Champions League, ma è evidente che se noi confrontiamo fatturati, pubblico, marchio, marketing e le voci potrebbero essere espresse all'infinito di Real Madrid, Bayern di Monaco e Barcellona rispetto alle nostre squadre, la Juve che è quella che cerca in qualche modo di difendersi, qualche anno fa l'Inter o il Milan, e la distanza è ancora siderale, e questo è un grosso problema per il futuro del nostro calcio. Assolutamente, per rimanere diciamo così in ambito internazionale andiamo a leggere anche i titoli di due giornali sportivi, uno di marca spagnola e il titolo è proprio marca, della testata dice tregua, quindi poi va a raccontare che Casillas deciderà a fine stagione di un Real Madrid che di fatto ha perso lo scudetto pareggiando l'altra sera 2-2 con il Valencia e finendo a 4 punti dal Barcellona a 2 giornate dal termine. Poi si parla di Guardiola che non si muoverà dal Bayern e poi un titolo dell'Equipe che dopo aver di fatto salutato il nuovo scudetto dei Paris Saint-Germain che a 2 giornate dal termine ha 6 punti di vantaggio sul Lione, parla di incroyable OM, ovvero l'Olympique Marsiglia che ieri ha superato il Monaco in una gara importante per quello che riguarda la qualificazione Champions in ambito francese. E Luca, a proposito di questo, di fatto quasi tutti i principali campionati hanno avuto la definizione. Juventus e Chelsea già matematicamente sono campioni d'Italia e d'Inghilterra, e oramai manca soltanto pochissimo affinché Barcellona e Paris Saint-Germain riescano a vincere i rispettivi campionati, giusto per mantenere i 4 campionati di livello internazionale, considerando poi il quinto, il Bayern Monaco, che già da molte giornate si è proclamato ancora campione di Germania. Sì, se vogliamo, andando ad analizzare anche le competizioni europee, in particolare la Champions League, che è la più importante, il più importante torneo a livello continentale, per non dire mondiale, è evidente che le squadre leader delle nazioni si sono fermate e sono arrivate all'epilogo. Il campionato italiano e il campionato tedesco erano chiusi da tempo, quello inglese, bene o male il Chelsea di Mourinho, soprattutto dopo l'eliminazione in Champions, era praticamente chiuso. L'unico in bilico è stato quello spagnolo, però con il pareggio del Real con il Valencia praticamente il Barcellona si sta aggiudicando il torneo e dà grandi chance per poter fare nuovamente per l'ennesima volta l'unplan, il triplete e anche di più, perché è praticamente in finale di Champions e dovrà disputare la finale di Coppa del Re contro l'Atletico Bilbao e il Real a questo punto è veramente all'ultima spiaggia. Mercoledì si giocherà l'intera stagione nel confronto con la Juventus di Max Allegri. Ecco, analizzate anche i campionati esteri, ritorniamo alla nostra attitudine, quindi parliamo di una Serie A, l'abbiamo detto questa sera, Genoa-Torino chiude il programma della giornata numero 35, la terzultima della massima serie, la Juventus è già campione d'Italia, oramai per il secondo posto direi soltanto una sfida fra Roma e Lazio, considerando che Napoli continua sempre a perdere terreno ed è una formazione quella di Benitez. Luca che quest'anno diciamo così ha avuto tantissime occasioni di riprendere il treno Champions, però diciamo così non è mai quasi voluta salire sul treno. Poi Fiorentina e Sampdoria a livello di classifica si sono comunque quasi guadagnate la certezza dell'Europa League e poi è una corsa incredibile fra Inter e Torino, mettiamoci anche Genoa, considerando che però abbiamo parlato prima, la formazione rossoblu non ha la licenza UEFA per l'ultimo posto, e ricordando che la formazione che arriva a settima ripartirà non dai playoff
di Europa League, bensì dai preliminari, quindi vuol dire essere già in campo ai primi giorni di agosto. Sì, è esattamente quello che poi lo scorso anno è toccato al Torino, quando il Parma, appunto per ragioni di sanzioni amministrative, non fu ammesso a questi preliminari di Europa League, e infatti il Torino ha fatto una scalata clamorosa e sicuramente da esaltare rispetto all'organico e al fatto che erano 20 anni che la squadra di Ventura non partecipava più a una competizione europea. Direi che questa sera Genoa-Torino è un po' l'ultima chiamata anche per quanto riguarda il Granata, perché hanno perso una grandissima occasione con l'Empoli, un Empoli ormai salvo, perdendo inopinatamente con purtroppo brutto infortunio occorso a Padelli, e naturalmente anche il Genoa, giocando in casa, farà di tutto per vincere. Una partita che, se dovesse finire in pareggio, non accontenterebbe nessuno, ma anche aprirebbe eventualmente anche l'ultimissimo spiraglio per il Milan dovesse fare bene nelle ultime tre giornate. Per quanto riguarda Sampdoria e Fiorentina, ormai credo che siano ampiamente all'interno dell'Europa League del prossimo anno. Tra l'altro la Fiorentina ha sprecato una grandissima occasione, sbagliando completamente la partita di Siviglia e quindi giocandosi sostanzialmente l'unico trofeo che avrebbe potuto contendere nella finale di Varsavia al Napoli, o se succederà l'imponderabile agli ucraini, vera rivelazione di queste Coppe Europee 2014-2015 dell'Europa League. Dall'altra classifica ci spostiamo nei bassi fondi della graduatoria della Serie A, per dire che dopo il Parma anche il Cesena ha avuto, diciamo così, il matematico verdetto della retrocessione in Serie B. Il Cagliari oramai direi che è praticamente spacciato, perché l'Atalanta ha ben 8 punti di vantaggio nei confronti della formazione sarda, 3 giornate dal termine, per cui, diciamo così, giustamente alla fine l'Atalanta rimarrà nella massima serie, il Cagliari va a pagare le scelte assurde societarie a livello di mercato, e soprattutto aver chiamato un allenatore come Zeman, che abbiamo visto non è più quello di tanti anni fa, soprattutto per quello che riguarda la massima serie. Poi nell'intermezzo di Zeman aver chiamato anche Zola, che di fatto aveva pochissime esperienze, dopo che anni fa aveva allenato in Inghilterra, ma in versione di giocatore allenatore. Adesso Festa, diciamo così, sta soltanto traghettando la formazione in Serie B, seppur comunque con qualche discreto risultato. Sì, è un peccato, perché Cagliari avrebbe potuto, con un'altra condizione societaria, probabilmente i nuovi proprietari hanno pagato dazio e hanno pagato la loro profonda inesperienza, puntare tutto su Zeman, votare una squadra all'attacco contro grandi squadre è stato un'azione suicida, e oggi il Cagliari praticamente credo sia ormai ai saluti, con l'augurio che la squadra sarda, che è una grande del calcio nazionale, va sempre ricordato lo scudetto del 70 con Gigi Riva, merita sicuramente il palcoscenico della Serie A. L'Atalanta però sul campo si è dimostrata più forte, e onore agli orobici, che rimarranno ancora un altro anno in Serie A, strameritatamente, per quello che hanno saputo fare nel corso della stagione, anche per loro molto difficile. Dalla massima serie, Luca, adesso scendiamo in Serie B, per dire che dopo il Carpi dovrebbe a breve arrivare la promozione del Frosinone, che risulta secondo con 4 punti di vantaggio sul Vicenza e sul Bologna, per cui, diciamo così, quando Lotito disse spero che né Carpi né Frosinone possono salire in Serie A, diciamo così, ha portato comunque bene alle 2 matricole, che una, quella emiliana, già da tempo ha raggiunto la promozione. Il Frosinone è vicinissimo, un campionato cadetto che oggi vedrebbe ai playoff Vicenza, Bologna, Spezia, Perugia, Avellino e Pescara, però diciamo così che Livorno potrebbe giocare un posto soprattutto nei confronti di Perugia, Avellino e Pescara. Per quello che riguarda invece le ultime posizioni della classifica, il Varese è già retrocesso di fatto in Lega Pro, il Brescia sta lottando, sta cercando, vedremo se nelle ultime 2 giornate riuscirà a fare una sorta di miracolo. Il Cittadella con l'Entella e la Ternana si sta giocando l'ultimo posto per, cioè così, evitare la retrocessione diretta e magari passare dai play-out. Diciamo che la profezia di Lotito ha portato molto bene, come dicevi tu, a Carpi e Frosinone. Il Frosinone credo che centrerà una promozione storica, in questo caso sarebbe un po' come si diceva all'inizio della trasmissione, la stessa favola del Novaro, di altre squadre in passato che hanno centrato 2 promozioni. Tra l'altro il Frosinone in maniera anche
strameritata ma molto rocambolesca nel match lo scorso anno contro il Lecce. E sarebbe veramente una grande novità. Avremo dei derby laziali a questo punto, un Frosinone Roma, un Frosinone Lazio, sono godibilissime e inedite nel calcio nazionale. E mi stupisce il Bologna, che si presentava sicuramente come la squadra da battere, la squadra sicuramente più apprezzata di blasone per arrivare in A diretta. A questo punto credo che non sarà così. Oltretutto gioca una partita difficilissima al Piola contro la Pro Vercelli, che ha necessità quantomeno di fare un punto per cercare di non scendere nel baratro dei play-out, e quindi vedremo. Sarà sicuramente sia in zona play-off che in zona play-out un duplice turno ad altissima tensione, e speriamo appunto che alla fine si possa avere una graduatoria che rispecchi esattamente quello che si è visto in campo, e soprattutto che le squadre che meritano possano essere premiate dalla loro tenacia e dal loro modo di presentarsi in atti di partenza nel corso dell'inizio di stagione. E questo lo vedremo, perché ci sono tantissime squadre che possono per esempio ancora aspirare a posizioni importanti a livello di playoff. Veramente 2 turni da seguire con grande interesse. Ecco Luca, diciamo così, per trovare una pecca non a livello tecnico per la promozione del Carpi e l'imminente del Frosinone, possiamo dire che purtroppo queste 2 squadre l'anno prossimo dovrebbero comunque giocare in Serie A, non nel proprio stadio, quindi questo, diciamo così, va a perdere un po', diciamo così, la tradizione di 2 formazioni provinciali che si sono guadagnate la massima serie, perché il Carpi direi che non ha possibilità di giocare la massima serie al Cabassi, e lo stesso il Frosinone rischierebbe magari di non giocare in casa. Sì, ma infatti siamo da questo punto di vista al paradosso, cioè noi avremo un Parma praticamente retrocesso o nei dilettanti o al massimo in una Serie C, sempre che ci sia qualche acquirente o qualche cordata in grado di poter rilevare il titolo sportivo, e un Sassuolo e un Carpi che non giocano nei loro stadi, quindi è incredibile questo, quanta arretratezza di carattere strutturale, organizzativo e di prospettiva è presente nel nostro panorama calcistico italiano. Questo è un grosso problema, perché noi se andiamo a vedere alcuni stadi, alcune società di terza o seconda divisione inglese o tedesca, vediamo che invece gli stadi sono a norma, e la possibilità di ogni squadra di poter giocare nella propria città, nel proprio paese, nella propria realtà è un dato importante, perché rispecchia anche la serietà del progetto sportivo. Sarà di nuovo un tema che aprirà un dibattito piuttosto profondo all'interno della federazione e della Lega Calcio. Luca, ultimi 120 secondi del primo tempo di Calcio Parlando, poi la linea tornerà allo studio e poi ripartirà a partire dalle ore 16.01. Alessandro Gazzera, sempre in esterna e sempre dalla tua Torino. Lega Pro, l'abbiamo detto, Novara, Teramo e Salernitano hanno già guadagnato la promozione in Serie B, adesso partono i playoff abbastanza particolari, perché sono state qualificate 8 squadre, le migliori del campionato di Lega Pro, del girone A, girone B e girone C. Gli abbinamenti dei quarti di finale dicono Benevento Como, Bassano Juve Stabia, Ascoli Reggiana, Matera Pavia. Domandone, secondo te chi potrebbe salire in Serie B? È veramente una domanda difficilissima. Io punterei più su una squadra del centro-sud, credo, ma così, molto a sensazione, senza nessun tipo di certezza. Sicuramente il Pavia, che era partito fortissimo e poi ha rallentato, ha le carte in regola per poter salire. Il Bassano ha già fatto un miracolo ad arrivare in una posizione che quasi la premiava verso la Serie B. Certamente quello che manca è in questi playoff è l'Alessandria, che per parecchio tempo aveva illuso i suoi sostenitori, cercando quantomeno di centrare la zona dei playoff. Ma vedremo, anche quelle saranno partite molto tirate, molto interessanti. Assolutamente, le vedremo e le racconteremo. Luca, grazie mille del tuo intervento, ci sentiamo a presto. Grazie a tutti e buon proseguimento sempre con Calcio Parlando. Perfetto, per cui Daniele Madasi un ringraziamento per aver seguito il primo tempo di Calcio Parlando, linea alla regia, e poi fra poco ripartirà con la seconda parte di Calcio Parlando Alessandro Gazza.
Un saluto da Sammy Varin. Con la bella stagione sono ricominciate con entusiasmo le feste della Lega Nord sul territorio. Per segnalarle a Radio Padania chiamate il numero 02 66 234 422. Dall'8 al 18 maggio è il momento di Dalmen Fest, la mitica festa della Lega Nord che va in scena presso l'area feste in via Stella Alpina a Dalmine, in provincia di Bergamo. Tante serate di ottima cucina, accurato servizio bar, musica, ballo e grandi ospiti politici rigorosamente padani. Vi aspettiamo dall'8 al 18 maggio alla Dalmen Fest di Dalmine, Bergamo. Cercate il gazebo di Radio Padania. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Tutta la giornata in giro a piedi. Comoda. Comoda? Ma che dici? Certo, camminare è comodo con le calzature per uomo e donna Enval Soft. Forme anatomiche, morbidi pellami, suole leggerissime. Tutto made in Italy. La prossima calzatura, prenditela comoda. Enval Soft. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Eccoci qui, secondo tempo di Calcio Parlando. Alla conduzione ci sono io, Alessandro Gazzera, in attesa che ci raggiunga il nostro ospite Roberto Grossi, una nota firma del giornalismo sportivo torinese. Parleremo di Europa, parleremo della partita che l'Italia calcistica aspetta, che è la semifinale della Juventus contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu, ma parleremo anche della seconda semifinale tra Bayern e Barcellona. Vedremo se ci sarà lo squillo, proveremo ad ipotizzare se ci sarà lo squillo d'orgoglio dei tedeschi dopo un'andata disastrosa in terra spagnola. Parleremo anche di Europa League con le italiane che saranno impegnate il 14 maggio, ma dovrebbe essere qui con noi Roberto Grossi. Ciao Roberto. Eccomi qui, ciao Alessandro, un saluto a te e ovviamente a tutti i tuoi radioascoltatori. Stavo introducendo l'argomento Champions League, è la partita dell'anno per la Juventus, ma anche in parte per il calcio italiano. Che partita sarà secondo te quella del Santiago Bernabéu? Ma guarda Alessandro, io non ho la sfera di cristallo, però penso che non sarà Real Madrid che abbiamo visto a Torino, insomma, e non sarà neanche Real Madrid che abbiamo visto nella Liga pareggiare sabato. Penso che Real farà questa volta sì una grande partita e quindi ci vorrà assolutamente le migliori Juve, forse una Juve ancora migliore di quella della gara d'andata a Torino per passare il turno. Ecco, questo credo di poterlo dire. Tu schiereresti Pogba dall'inizio? Guarda, fossi Allegri ce l'avrei sotto occhio ogni giorno, quindi potrei valutare meglio se farlo giocare dall'inizio o no. Onestamente contro il Cagliari è un test probante fino a un certo punto. Pogba è tanto tempo che non giocava una partita, contro il Cagliari è stata una partita un po' sui generis, no? Per la Juve,
è andato benino, ma non so se abbia le caratteristiche per giocare dal primo minuto. Probabilmente io lo aspetterei a gare in corso, ma ti ripeto, Allegri ce l'ha sott'occhio ogni giorno, può valutare in queste ultime ore eventuali ancora miglioramenti, quindi ne sa molto più lui di noi, ecco. Parliamo invece dell'altra semifinale. Ti chiedo se ti aspettavi quello che è stato il vero e proprio tracollo dei tedeschi e un Messi ancora così straripante. Secondo te in questa gara vedremo uno slancio d'orgoglio dei tedeschi quantomeno per proprio non lasciare che sia solo una passerella, oppure ci sarà ancora un Barcellona così trabordante? Per certi versi è finito il periodo, diciamo così, del Bayern Monaco in Europa? Mi aspettavo il Barcellona favorito, sì, anche perché le assenze del Bayern hanno pesato in una maniera non indifferente, che però dilegasse così tanto nel finale. No, tieni presente che nella gara d'andata il Bayern poi alla fine aveva resistito abbastanza bene, no? Sino alla rete del vantaggio dei catalani. Poi c'è stato il crollo, e questo crollo qui no, non me lo sarei aspettato da parte dei tedeschi. Detto questo, sì, mi aspetto una prova di orgoglio nella gara di ritorno del Bayern, ma non mi aspetto certo che insomma in finale che ci vadano loro e non il Barcellona. Ecco, io credo che a questo punto il Barcellona ha il 99% delle possibilità di andare a Berlino meritatamente. Proviamo a fare due pronostici secchi sulle due partite. Io l'altra volta li ho sbagliati tutte e due, eventualmente gli ascoltatori adesso se la possono poi prendere con te. Sì, tanto solo chi non li fa non li sbaglia, no Alessandro? Quindi. Esattamente. Ma il pronostico, ovviamente. Mi senti Alessandro? Sì, ti sento benissimo. Sì, tu vuoi il risultato delle partite o chi si qualifica? Ti basta. Chi si qualifica? Beh, ovviamente Barcellona, nell'altra io ti direi 50-50, però ovviamente dobbiamo essere anche ottimisti, ti dico Juve. Lasciando la Champions League, quindi dove pronostichiamo una Juve in finale, passiamo all'Europa League. Il primo turno di semifinale non ha lasciato proprio il calcio italiano soddisfatto, perché c'è stato il pareggio che, se vogliamo, del clamoroso tra Napoli e Dnipro, e una Fiorentina che a Siviglia è letteralmente crollata sotto i colpi della squadra di Emery. Ti chiedo cosa ti aspetti da queste due partite. Che Napoli sarà dopo le polemiche di Parma, dove sicuramente non ha fatto una bella figura, e soprattutto che Fiorentina troverà il Siviglia che arriva in Italia? Guarda, dalla Fiorentina mi aspetto la stessa cosa che dal Bayern Monaco, cioè una grande gara di orgoglio nella gara di ritorno, però la qualificazione secondo me ormai è già ampiamente compromessa, anche perché secondo me Siviglia è proprio una squadra più forte rispetto alla Fiorentina, è campione in carica nell'Europa League, l'ha vinta qui a Torino la scorsa stagione, credo che meritatamente andrà nuovamente in finale, però sì, mi aspetto una gara d'orgoglio, magari una vittoria da parte dei Viola. Per il Napoli il discorso è diverso, non ha fatto solo una brutta figura col Parma il Napoli, ha fatto una brutta figura anche nella gara d'andata secondo me col Dnipro, perché certe dichiarazioni non si fanno e certe dichiarazioni a fine partita di De Laurentiis sono veramente ridicole, anche perché ha sbagliato bersaglio, secondo me non se lo doveva prendere con Platini ma con chi designa gli arbitri al massimo, no? Quindi ha completamente toppato De Laurentiis. Tieni conto che è un personaggio che a me mi è anche simpatico e più di un'occasione insomma nel mio piccolo ne avevo parlato bene, ma credo che stia un po' perdendo la bussola in questo mondo del calcio, forse perché alcuni risultati che lui sperava non riescono ad arrivare, no? E quindi anche lui insomma tende a sbraitare, diciamo così, eccessivamente. Fiorentina e Napoli nell'arco della stagione hanno avuto fondamentalmente una cosa in comune, ossia una non continuità di risultati. Li abbiamo visto fare delle partite molto belle, ma anche perdere rovinosamente e incontrare dei periodi dove veramente i giocatori non ne combinavano una giusta.
Secondo te cosa è mancato a queste due squadre per essere realmente delle squadre complete? Perché comunque è giusto dire che tu hai detto il Siviglia è più forte, il Dnipro è stata la sorpresa, però comunque sia ci si aspettava molto di più da queste squadre. Ma guarda Ale, io credo che la Fiorentina abbia fatto il suo, perché non dimenticare che ha avuto delle assenze veramente pesantissime, no Montella? Specialmente in avanti, e credo che in campionato si terminerà come credo in quinta posizione, insomma è arrivato in semifinale di Europa League. Io penso che, ripeto, con gli infortuni che ha avuto abbia fatto il suo. Discorso diverso invece è quello del Napoli, e qui credo che la responsabilità in primis, oltre che a una società che per molti aspetti mi fa pensare non bene, insomma, sia dell'allenatore, perché Benitez secondo me ancora adesso non ha capito bene come si gioca in Italia, le malizie del calcio italiano, le difficoltà del calcio italiano. Lui si ostina a giocare con il suo bel moduletto, no? 4-2-3-1, riproponendo sempre la stessa cosa, non avendo secondo me i giocatori a centrocampo adatti per quel modulo lì, ma lui continua imperterrito e i risultati non arrivano. Il Napoli come organico poteva arrivare molto più in alto del quarto posto in Italia come adesso, addirittura c'era chi lo paragonava alla Juventus, no? Più o meno come forza, comunque doveva arrivare sicuramente molto più su, e le colpe sono in primis dell'allenatore e poi sicuramente anche della società. Ecco, a proposito, proprio hai parlato di Benitez, facciamo un po' di calciomercato. Secondo te sarà ancora lui l'allenatore del Napoli la prossima stagione, oppure sceglierà di andare, tornare di nuovo in Inghilterra? Un calcio che sembra molto più congeniale a lui. Sì, io credo che Benitez, a meno di clamorosi ripensamenti, non allenerà più il Napoli. Ma i ripensamenti suoi, sai, è una cosa un po' strana Benitez, no? Continua a tenere anche lì, questa volta non è colpa della società, ma colpa sua, la società la continua a tenere lì su una corda e non si capisce mai bene se voglia rinnovare oppure no. Un giorno dice che gli serve un nuovo campo allenamento, una nuova filosofia, insomma non si sa bene veramente cosa voglia Benitez. Io credo che lui abbia capito forse che qui non è adatto, che il Napoli forse non è nel suo ambiente, l'Italia non è il suo ambiente, allena meglio come dici tu magari in altri campionati, e quindi sta aspettando forse un'offerta giusta per andarsene da altre società, offerta che magari non è ancora arrivata o sta per arrivare o stanno trattando, e quindi comunque si tiene sempre una via di uscita, una riserva, ecco, che potrebbe essere rimanere ancora un anno al Napoli. Ma io penso che sia per il bene di Benitez e per il bene di Napoli forse è meglio che le due strade si separino il prima possibile. Parlando di calciomercato ti leggo un titolo di un articolo preso da Tutto Sport. Calciomercato, Dybala e Juve, già tempo di firme. Il Palermo ammette è questione di giorni. Si è parlato di una cifra intorno ai 36 milioni con i vari bonus legati alle presenze, ai gol. Ti chiedo tu cosa ne pensi di Dybala e delle cifre di cui si sta parlando, perché 36 milioni per un ragazzo così giovane sembrano a volte sembrano un po' troppi, e soprattutto se guardiamo anche il calciomercato fatto da Marotta, finora non è stata mai spesa una cifra di questo tipo per un singolo giocatore. Sì, hai ragione Ale. Tieni presente però che il mercato lo fa sempre, il prezzo lo fa sempre l'incontro tra la domanda e l'offerta, e se è vero che Dybala ha delle offerte da altre squadre, c'è in corso una sorta di asta, alla fine poi magari il valore di un giocatore può essere anche più alto rispetto che quello che realmente è. Insomma, abbiamo il caso eclatante di Bale, no? Nel Real Madrid, che è stato pagato 100 milioni. Voglio dire, se un giocatore così vale 100 milioni di euro, insomma, allora fare il prezzo di uno come Messi e uno di Cristiano Ronaldo, non so, non ti basta non ti basta la calcolatrice, insomma, tutti gli zeri. Ma appunto questo è il mercato che fissa il prezzo, domanda e offerta. Dybala l'ho visto benino al Palermo quest'anno, ha fatto sicuramente un ottimo campionato, ha messo in mostra le sue doti che non sono poche.
Se arriverà qui a Torino resta da vedere come si ambienterà in una grande squadra, e questo è un interrogativo che vale per tutti, no? Quelli che arrivano da una realtà minore, e quindi anche io come te nutro qualche dubbio se possa essere realmente l'attaccante giusto per la Juve, ma magari poi sarà lui smentirci entrambi, ecco. Però, rimanendo sempre nel calciomercato, una società che in questa stagione ha riservato sorprese in campo e fuori con il suo vulcanico presidente è stata la Sampdoria. Durante la settimana Ferrero insomma, ha espresso il gradimento per Balotelli, lo aveva già fatto. Secondo te Balotelli alla Sampdoria gestito anche da un presidente come Ferrero, tu come lo vedresti? Mi verrebbe una battuta che è meglio che non ti faccio in radio, ma guarda, non so Alessandro, Balotelli, facciamo sempre poi i soliti discorsi, no? È uno che potenzialmente potrebbe fare, dare tantissimo, e poi alla fine con la testa che ha invece finisce per dare molto poco. Chissà però che la Sampdoria non possa giocare un anno da protagonista, insomma, trovare l'ambiente ideale che lo fa sentire il numero uno, insomma, senza grosse aspettative di squadra non dovrebbe vincere lo scudetto, ecco, non dovrebbe vincere la Champions League, magari potrebbe giocare anche con una serenità diversa, ma questo è tutto un chissà, perché con Balotelli ogni anno è così, ogni anno uno dice spera che e poi invece il concreto non arriva mai, ecco. Rimanendo appunto sul calciomercato, l'UEFA ha multato l'Inter e la Roma, che per forza di cose dovranno ridurre le loro ambizioni. La Roma deve riscattare i prestiti dal Cagliari e pensare anche a rinforzarsi in una certa maniera. Sulla Roma ti chiedo, secondo te sarà ancora una Roma guidata intanto da Rudy Garcia e se sarà ancora tra le prime diciamo della classe in Italia? E sull'Inter ti chiedo onestamente, tu cosa faresti, tu chi cederesti soprattutto dell'Inter per poter fare mercato e rinforzare la squadra? Ma allora, tante domande, guarda, Garcia, io credo che la sua posizione sia in forte bilico a Roma, da quello che mi risulta non riesce neanche più a tenere unito o parzialmente unito nello spogliatoio, quindi se fino a qualche mese fa ti avrei risposto sì, Garcia rimane di sicuro, oggi ho veramente dei forti dubbi. E per quanto riguarda il mercato di rafforzamento, guarda, molto dipende se la Roma arriverà tra le prime tre, e poi si arriverà insomma a seconda, perché sai benissimo che c'è un'enorme differenza, no? Tra arrivare a secondi e terzi in campionato, perché il secondo posto ti garantisce l'accesso diretto all'Europa che conta e i relativi milioni e decine di milioni di euro di introiti. Arrivare terzo no, non te lo garantisce fino alla qualificazione avvenuta poi nei preliminari, e basta chiedere a Buon Benitez, di cui ne abbiamo parlato prima, cosa vuol dire affrontare un preliminare di Champions League. E quindi molto dipenderà da questo, se la Juve potrà contare sui soldi della Champions, magari una minima almeno campagna di rafforzamento riuscirà a farla, tenendo presente che la distanza della Juve secondo me non si è affatto ridotta come sostengono in molti alla vigilia del campionato, ma secondo me si è dilatata, e non di poco. La Roma deve veramente cambiare tanti giocatori in tutti i ruoli del campo. E per quanto riguarda l'Inter, io onestamente non so quale sia la vera capacità economica della società nerazzurra. In ogni modo non potranno essere certo spese cifre straordinarie. Lì servirà molta accuratezza. Mancini è uno che vorrà comunque una squadra molto competitiva, l'ha già detto chiara lettera, l'ha sempre fatto nel corso della sua carriera. Dubito però che possa essere insomma soddisfatto a dovere dalla dirigenza dell'Inter. Ecco, anche sull'Inter ho parecchi dubbi. Altra notizia di oggi che ti leggo al volo, che così parliamo anche così di Milan: Boateng è stato cacciato dallo Schalke 04 insieme ad un suo compagno. Tra le accuse fatte al giocatore ci sarebbe quella di non impegnarsi. Schalke 04, lo ricordiamo, allenato da Di Matteo,
e comunque discreta caduta libera in Bundesliga. Se tu fossi nel Milan, nel mercato estivo, ci faresti un pensierino a Boateng, un Boateng che ha sempre professato, diciamo, la sua fede rossonera? Boateng è un buon calciatore che messo nel contesto giusto può rendere sicuramente tanto e l'ha già dimostrato. Però per quanto riguarda il Milan, le incognite secondo me sono anche maggiori rispetto all'Inter, perché non sappiamo ancora al momento se Berlusconi venderà o no la maggioranza delle azioni della società rossonera, non sappiamo chi eventualmente arriverà, non sappiamo quanto eventualmente potrà disporre per il mercato, cioè viviamo veramente tutti così, e soprattutto i tifosi del Milan in primis, no? Un momento in cui veramente brutto per il Milan, cioè non sapere un minimo come potrà essere il futuro è veramente, secondo me, angosciante per una società che negli ultimi 20 anni insomma è abituato, direi bene, no? I propri tifosi, e adesso vive così sull'orlo di un imbarazzo, anche perché non sapere chi possa essere il proprietario, no? Di una società, arrivati già a questo punto ormai della stagione in cui bisognerebbe già programmare la stagione successiva, avere le idee chiare sulla capacità di spesa, su chi comprare e in quale ruolo comprare. Sono problemi insomma non da poco, e auguro ai tifosi rossoneri il meglio ovviamente, ma anche qui sono molto dubbioso, ecco, anche per la prossima stagione del Milan. Spostandoci dalla Serie A, ma neanche poi più di tanto, ti chiedo commento sulle due, di quelle che ormai possiamo dirlo sono le due promozioni in Serie A. Il Carpi sicuramente, il Frosinone ormai manca abbastanza poco, insomma lo Tito le aveva di fatto pronosticate nella sua telefonata. Il Carpi è per il promosso per il primo anno in assoluto in Serie A, due realtà con tanti italiani in squadra, tanti giovani. A dispetto di Lotito, realtà con questi nuclei comunque di italiani che vengono promossi, quanto possono fare bene al calcio italiano? Questa è una bella domanda, Alessandro, perché qui non bisogna essere troppo ipocriti. Cioè è vero, come hai detto tu, che avere soprattutto il Carpi, poi una realtà così piccola nel campionato di Serie A, una favola che si avvera, no? Un po' come quando venne in Serie A il Chievo, stessa cosa più o meno anche se dovesse accadere per il Frosinone, eccetera, 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 tutto bellissimo. Però poi dall'altra parte della bilancia abbiamo un calcio italiano che economicamente è quello che è, insomma lo sappiamo tutti, è inutile ripetere le stesse cose. Quando ti vengono su due tifoserie, cioè piuttosto insomma scarne, no? Soprattutto come quella del Carpi, non è che il giro, come possiamo chiamarlo, il giro d'affari del calcio italiano si amplia, no? E quindi da quel punto di vista lì è un problema non indifferente, ecco. Però la meritocrazia secondo me va sempre prima di tutto, quindi se Carpi e Frosinone hanno meritato di andare in Serie A è giusto che giochino in Serie A, e a risolvere i problemi economici del calcio italiano dovranno comunque pensarci altri, ma temo che quelli che attualmente reggono le sorti del gioco più bello del mondo non siano forse in grado di dare le risposte che il calcio merita, ecco. Parlando invece a livello di Piemonte, Novara promossa, Provircelli che dovrebbe, diciamo così, usiamo condizionale, rimanere in Serie B, un'Alessandria che fino all'ultimo è rimasta agganciata alla corsa per i playoff di Serie B. È stato un anno, se vogliamo, ottimo per il calcio piemontese, perché insomma, abbiamo una Juventus in semifinale di Champions League, un Torino che ha molto ben figurato in Europa League, e altre realtà che stanno lentamente, diciamo, venendo fuori dopo anni in cui tu fai questo mestiere da tanto tempo, si faceva veramente fatica a vedere una piemontese nelle alte sfere in Serie C, per esempio. Sì, hai detto benissimo Alessandro, veramente è stata un'annata molto molto buona, la Juve campione d'Italia, il Toro comunque che si è riproposto a certi livelli, e poi come hai detto tu, una Provercelli che dovrebbe, usiamo anche qui il condizionale, farcela rimanere da in B, e credo che per questa stagione vada bene così,
È un Novara che ha fatto secondo me un campionato strepitoso, ricordiamoci la penalizzazione in classifica, eccetera eccetera. A un certo punto sembrava che tutto fosse perso, invece poi addirittura ha vinto il suo girone, no? Il girone A della Lega Pro, quindi tantissimi complimenti al Novara. L'unica pecca secondo me è stata l'Alessandria, che è una squadra che io seguo anche nel mio piccolo abbastanza, che sembrava anche lì avviata un campionato strepitoso, no? Dopo tantissimi anni il ritorno in Serie B, e invece a un certo punto negli ultimi 2 mesi è assolutamente crollata e neanche si è qualificata per i playoff. Ecco, questo è l'unico neo di questa stagione secondo me. Tra l'altro poi dobbiamo fare i complimenti anche al Cuneo, no? Che è stato promosso in Lega Pro, ha vinto il suo campionato, se vogliamo proprio chiudere il quadro delle piemontesi. Assolutamente complimenti al Cuneo. Cuneo. Che tra l'altro Alessandro Cuneo, che tra l'altro è allenato da uno che tu conosci bene, che si chiama Salvatore Iacolino, tra parentesi. Caspiterina, veramente. E abbiamo 2 minuti, Roberto, raccontaci un po' come passerai la serata della semifinale, facciamo un po' di gossip su cosa fa Roberto Grossi. No, niente di particolare, purtroppo non sarò a Madrid e non dovrò fare nessun pezzo, quindi me la guarderò tranquillamente in TV da camera mia, ecco. Niente di che, guarda, le emozioni dal vivo l'ho già spesa nella gara d'andata, al ritorno sono tranquillo davanti al televisore. Sfruttiamo questi pochissimi in realtà secondi anche per parlare un po' di quella che è la tua nuova avventura editoriale. Introduci un attimo questo giornale, insomma ne abbiamo parlato un po' prima della trasmissione, sì. Raccontiamolo un po' alla realtà torinese. Sì, i tifosi della Juve, anche quelli del Toro si ricorderanno, 30 anni fa c'era questo giornale, già esisteva, si chiama Juve Toro, è un free press che veniva distribuito già all'epoca a quello che all'epoca si chiamava stadio comunale, appunto, poi ribattezzato Stadio Olimpico, e veniva distribuito ai tifosi che seguivano sia la Juve che il Toro. L'editore dell'epoca ha deciso quest'anno di riaprire questo giornale, Juve Toro, e quest'anno abbiamo fatto soltanto però i numeri delle gare, insomma, che abbiamo reputato più importanti, quindi non siamo usciti tutte le settimane, ma dalla prossima stagione l'editore, insomma, ci ha garantito che i numeri saranno costanti, quindi in ogni partita casalinga sia della Juve che del Toro i tifosi che vanno allo stadio potranno trovare questo free press che parla appunto della partita che si andrà a giocare, con interviste varie, analisi, un po' di tutto, insomma, per dare un servizio il migliore possibile ai tifosi che vanno allo stadio, e da quest'anno, insomma, ci collaboro anch'io da qualche mese, e vediamo un po', insomma, speriamo in bene. Lo speriamo anche noi in bene. Credo sia ormai solamente il tempo dei saluti, quindi da Alessandro Gazzera e da Roberto Grossi un augurio di una buona serata con le trasmissioni di Radio Padania. Ciao Roberto. Ciao Alessandro, un saluto a tutti. Avete ascoltato Calcio